Siamo sempre collegati con Ugo Di Nello, giornalista dei quotidiani del gruppo Gedi, ma soprattutto autore di Crimine a Nord-Est, le nuove rotte del crimine organizzato. Ugo Di Nello, abbiamo messo un po' il dito nella piaga su cause, conseguenze, possibili eventuali rimedi, dove abbiamo visto in più casi coinvolti anche studi di professionisti, perché necessariamente certe operazioni vengono fatte con un supporto di persone estremamente preparate, non è una mafia tra virgolette diversa, ma perché puntare l'accento sulle nuove rotte? Cosa vuol dire nuove rotte? Cioè ha cambiato percorsi, ci sono dei tracciati diversi, ci sono nuovi traffici che sono emersi recentemente? Allora, il Triveneto, il nord-est italiano, è al centro di tre grandi rotte fondamentali. La rotta meridionale che porta dal meridione droga e una parte delle armi. La rotta balcanica che porta molta droga e molte armi. E in più una rotta mista, balcanica e meridionale, che porta persone, cioè esseri umani, la tratta degli esseri umani. Noi purtroppo siamo al centro di questi interessi e offriamo cosa? Offriamo un territorio abbastanza ricco e un territorio che culturalmente non ha mai visto alcuni reati di tipo finanziario come reati autentici. Gli ha sempre un po', ma cosa vuoi che sia, vabbè, ma hai evaso quello, ma non mi faccia... Ecco, noi offriamo un ventre molle a persone che sono estremamente determinate. Le nuove rotte sono queste e le rotte che sono state importate da organizzazioni criminali molto forti come l''Ndrangheta, che è una rotta ovest-est, cioè che dall'Emilia a Verona attacca il resto del Veneto, e una criminalità est-ovest che è fondamentalmente legata a Cosa Nostra, che dal veneziano, da Venezia, si dirama verso Abano e quindi Cortina. Perché non collidono queste due grandi organizzazioni? Si sono divise il Perché territorio. sì, si sono divisi un po' gli affari, un po' il mercato. Hanno scoperto che con i veneti c'è spazio per tutti. L'affare, il business è talmente grande che non serve farsi la guerra. Si può benissimo andare avanti e conquistare a poco il territorio. Ecco, io chiedo una cosa, hai citato Abano e Cortina, ma se sono due realtà dove, tra virgolette, gli operatori, vabbè, piangono il morto, vabbè, adesso hanno anche ragione a farlo, per carità, però insomma sono sempre là a lamentarsi, perché tra le due si fanno concorrenza, mai ben contenti, anche quando le cose vanno bene, insomma, sembra che siamo due realtà sull'orlo della crisi di nervi. Perché le hai citate? Mai mi sognerei di additare delle persone o categorie economiche o zone come mafiogene o importatrici di mafia. Purtroppo è negli atti della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso sin dal 1993, come dicevamo prima, il fatto che queste due zone siano ad alto interesse per le organizzazioni mafiose. Per quanto riguarda poi gli alberghi in particolare, ci sono anche alberghi veneziani che hanno avuto un coefficiente di occupazione camere al 78%, cioè veramente un paradiso per l'operatore economico. Questi alberghi sono stati venduti e acquistati, cioè hanno cambiato padroni, per 16 volte in 20 anni. Al che o noi abbiamo a che fare con dei benefattori che volevano che il maggior numero di altri esseri umani potessero godere della loro ricchezza, oppure, andando ben vedere, ci troviamo di fronte a delle società che sono sempre con base, alla fin fine, perché sono tutte scatole cinesi, in paradisi fiscali. Le isole Cayman prima di tutto, ma anche le isole di Guernsey. E cosa possiamo pensare?
Certo, però siccome ci sono tanti hotel che sono di famiglie, anche storiche, adesso Certo, anche Cortina, per quelli carità, ovviamente, stiamo parlando di quelli. Stiamo parlando di hotel che sono in mano alla invece società, stavano parlando, perché lo fa la relazione certo. antimafia, della Commissione antimafia, noi lo riportiamo. Vengono citati delle zone e con casi di hotel che sono in mano a società anonime. Sì. E quindi una volta individuati, lì bisogna risalire, capire qual è, diciamo, il bandolo della matassa. Si è arrivati a qualche cosa? No, niente, non è stato fatto alcun tipo di indagine. I finanziari hanno tentato di fare dei controlli in alcuni ristoranti che erano stati acquistati da organizzazioni, si sospettava fossero stati acquistati da organizzazioni mafiose, e hanno solo verificato che fatturavano il 500% rispetto alla gestione che era di una famiglia veneziana. Quindi una vera e propria lavanderia, ma il bello è che molte di queste lavanderie, almeno fino alla pandemia che ci ha colpito, fruttavano bene. E torneranno a fruttare, perché le analisi economiche sono state fatte in maniera molto molto approfondita. Quindi tutto sommato portano beneficio anche a una comunità, perché fanno girare comunque i soldi, danno lavoro a tante persone, perché sono delle aziende sostanzialmente. Sì, questo è quello che dicono, la prima cosa che dicono le organizzazioni criminali quando arrivano al controllo di una società. C'è però un particolare. Proprio a Padova è stato fatto il primo studio economico sulle organizzazioni criminali. L'ha fatto l'Università di Padova Sì. col prorettore Antonio Barbanetti, che ha guidato un gruppo di studio. E c'è la dimostrazione però ragionieristica, contabile, basata sui bilanci, che un'azienda che cada in mano alla criminalità organizzata fa impoverire il territorio del 20%. La controprova scientifica è che quando una di queste aziende viene sequestrata e confiscata, il PIL del territorio del comune, mettiamo di comune di sopra, aumenta del 20%, cioè il benessere collettivo della zona aumenta di 1/5 in pochi mesi. C'è qualcosa quindi che non torna, qualcosa che non torna, assolutamente sì. In queste rotte che si incrociano peraltro di interessi concomitanti, però i cittadini normali, molti imprenditori, quando anche un po' ne parli così in giro, poco vedono, o anzi non vedono, perché non se ne accorgono. È ben diverso che in altre parti d'Italia, nel sud Italia in modo particolare. Perché? Diciamo non ce ne accorgiamo, e il motivo è molto semplice. Non ce ne accorgeremo per il momento e per i prossimi mesi, perché non abbiamo ancora toccato il fondo, nel senso, come viene ben sintetizzato proprio nello studio di cui parlavamo pochi minuti fa, quello fatto dall'Università di Padova, viene sintetizzato il credo dell''ndrangheta, ad esempio, che è soldi e potere. Ma soldi e potere non per il territorio, soldi e potere per se stessa. Una volta che il territorio si impoverirà, le mafie non se ne andranno, ma gestiranno loro il territorio. È vero che per il momento non ce ne accorgiamo, ma è anche vero che non ci accorgevamo dell'inquinamento delle falde acquifere nel 1950, ce ne siamo accorti nel 2010 con il PFAS. Cosa succederà quindi dopo altri 60 anni? Cosa vivranno le generazioni future, i nostri figli e i nostri nipoti, per colpa nostra? Quindi, cioè voi sostanzialmente in questo libro cercate anche di dire svegliatevi, aprite gli occhi, cercate di per tempo di ribellarvi, Sì. reagire a questo?
No, noi non ci permettiamo di dare consigli e facciamo una fotografia d'analisi e proponiamo anche, per non restare solo a lamentarci, alcune risposte che sono sostenute da esperti, da investigatori, da magistrati e anche da esperti economici. Noi dedichiamo proprio un capitolo Sì. a questo per dimostrare che delle risposte esistono. Non basta più solo lamentarsi, bisogna prendere una posizione. Le risposte ci sono, delle alternative esistono. Noi non vogliamo indicare a nessuno un comportamento virtuoso da seguire. I Veneti sono sempre stati una popolazione che ha saputo gestire molto bene il proprio territorio. Il Veneto è anche una regione che chiede autonomia. Infatti volevo allacciarmi anche a questo. È anche il momento di dimostrare che siamo in grado di gestire questa autonomia, facendo fronte comune contro chi questa autonomia ce la vuole portare proprio via da sotto il naso, perché chi comanderebbe se il territorio fosse governato dalle cosche? Non certo i veneti. Assolutamente, ma può essere più o meno allettante una regione con maggiori autonomie? Qui faccio riferimento alle vicine Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, che già ce le hanno e che comunque vedono già, forse in modo minore, comunque le presenze di mafie ci sono, anche lì segnalate. Sì, hanno delle presenze qualitativamente e quantitativamente inferiori, nel senso il Trentino ha un livello ancora di infiltrazione. Il Friuli Venezia Giulia è a un livello intermedio, ma dove l''ndrangheta vuole colpire e vuole portare a casa i risultati è il Veneto. Il Veneto deve darsi da fare, non ha più molto tempo. Il Veneto rischia veramente di doversi affidare a leggi speciali come ha fatto finora, perché finora gli unici interventi che sono stati fatti sono stati da parte dei prefetti che hanno fatto le famose interdittive antimafia, cioè hanno detto a delle società che non erano più delle società per bene, le hanno inserite in quelle che si chiama lista nera, la blacklist, non possono più fare affari con le imprese pubbliche e con le amministrazioni pubbliche, e grandi retate fatte esclusivamente dal 2018 in poi dalla magistratura. Non basta, non può bastare. Certo, infatti assolutamente. E a questo punto che cosa sarebbe anche molto importante a livello di governance del territorio, quindi anche di amministrazione, se ancora non è stata intaccata, perché abbiamo visto il comune di Eraclea invece sembra che lì sia già entrata. Guardate, noi abbiamo avuto un episodio molto doloroso nella nostra storia regionale e noi pensiamo di cosa avremmo parlato noi veneti se io avessi saputo, cosa avremmo parlato io e te, Elena, e magari i telespettatori, se venissimo a sapere che in Sicilia arrestano il presidente regionale, assessori, consiglieri, magistrati, generali, perché esiste un cartello che decide che lavori devono essere fatti, chi li fa, quanto verrà pagato, eccetera. Allora, parleremo di mafia. Cioè, se questo succedesse a Palermo, avremmo parlato di mafia. Il caso Mose. Cioè, nel caso Mose noi ci siamo trovati di fronte all'arresto a un nostro governatore, come viene chiamato, cioè un presidente della giunta regionale che è stato arrestato, al più potente tra gli assessori regionali che è stato arrestato anche lui, consiglieri regionali, sindaci. Ma non si è parlato di mafia? Ma non si è parlato di mafia. Non c'erano gli estremi, non c'erano gli elementi costituenti sostanzialmente? Forse, non ho idea.
non lo so. Anche quando noi ci siamo trovati di fronte a fenomeni molto gravi, come è stato a Verona nel 2005, nel 2010, nessuno ha parlato di mafia. Eppure c'erano fior di cosche che sono state poi scoperte solo grazie all'azione della magistratura emiliana. Quindi noi abbiamo dovuto aspettare che l'Emilia ci dicesse: guarda che da te c'è Tizio, Caio, Sempronio che hanno fatto questo, questo e questo, vedi se vuoi fare qualcosa. E noi allora abbiamo ripreso in mano, ma dal 2018, prima. Cioè, no, ma infatti magari non ci mancava anche la conoscenza, assolutamente, però anche il fattore dell'organizzazione, dei legami che ci devono essere, eccetera, bisogna ravvisarli, bisogna ricostruirli con elementi probatori certi. Tra l'altro non è una passeggiata, certo, diciamo, assolutamente. Quindi... Non è una passeggiata, quindi siccome è molto difficile questo, mentre è molto semplice per un direttore di banca, per un imprenditore sapere con chi ha a che fare, è molto molto semplice. Ed è molto semplice anche sapere a chi stai affittando il tuo capannone e perché lo stai facendo. Il Veneto rischia di trasformarsi, ad esempio, in una terra di fuochi fatta di capannoni riempiti di rifiuti che non sappiamo neanche di che tipo siano, perché non sappiamo neanche quanti capannoni sono stati riempiti finora. Mamma mia. Sì, infatti, ecco, e non aggiungiamo altro. E non aggiungiamo altro. Allora, siamo un po' giunti al termine anche di questa intervista molto interessante. Ricordo ai nostri telespettatori che la coautrice sarà intervistata nella prossima nostra puntata, perché lei affronta capitoli diversi, no, Ugo Rondinello? Sì. Vi siete divisi un po' i temi, cioè come ve li siete divisi? Ad esempio io ho affrontato anche il tema delle organizzazioni criminali estere. Poi tutto il resto abbiamo lavorato veramente insieme. È stato veramente un bel lavoro e solo con Luana De Francisco avrei potuto affrontarlo. So che anche lei dice questo di me, quindi ci siamo veramente trovati, perché è un'ottima giornalista, uno spirito investigativo molto forte e anche una grossa capacità di spiegare i fenomeni in essere. Assolutamente. Quanto è importante l'apporto di un lavoro di ricerca giornalistico come il vostro? Ancora, dico ancora perché un tempo fare giornalismo d'inchiesta per una serie di fattori era forse più agevole ed era anche più diffuso. Adesso si limitano sempre di più queste attività, perché poi sono anche estremamente costose, oltre che pericolose, ricordiamolo. Sì, io ringrazio gli investigatori e anche, prima di tutto, fatemelo dire, cittadini. Quando è uscito Mafia Nord-Est abbiamo fatto veramente, tra me e Luana, centinaia di incontri con scuole, con comitati cittadini, con associazioni, di tutto. L'affetto che ci hanno dato loro e anche gli investigatori che ci hanno spiegato molte cose, l'importanza che loro hanno dato a questo libro, noi non sentivamo di meritarcela. Poi ci hanno spiegato una cosa che ha provocato, lo dico veramente quasi vergognandomi, ha provocato una reazione. Dobbiamo ricordarci che fino al 2012 il 75% dei veneti era convinto che le organizzazioni, cioè che il crimine organizzato in Veneto non esistesse o fosse scarsamente importante. Beh, il professor Barbonetti ha detto anche fino al 2018-19. Cioè, la ricerca loro ha portato anche a tempi più recenti. Sì, però là avevamo proprio un'indagine statistica fatta
ad hoc, quella ci ha veramente trafitto il cuore, Certo. è stato quello che ci ha forse convinto Spinto a scrivere. oltre alle inchieste giornalistiche, era necessario un libro che cristallizzasse responsabilità e situazioni. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro buon lavoro, so che sei indaffaratissimo per cui ti tratterrei ancora, ma non posso perché mi avevi dato un timing che mi pare che abbiamo anche superato. Allora, grazie Ugo Di Nello, io invito i nostri telespettatori a dare un'occhiata perché può essere un'occasione appunto per aprire gli occhi su una realtà che purtroppo ci sta avvolgendo. Grazie ancora di averci dato questa opportunità di fare questo approfondimento e voi telespettatori restate con noi, dopo la pubblicità torniamo insieme.